il tuo viso, mi manca un po' il respiro, ma rido, il riso fa buon sangue. Rido, ti fa sentire vivo, ti basta un tuo sorriso e rido, e il riso fa buon sangue. Rido, si illumina il tuo viso, mi manca un po' il respiro, ma rido, il riso fa buon sangue. Il presidente dell'Avis Comunale di Chioggia, Navio Bostolo, che nonostante tutto si è prodigato per vedere di riuscire a recuperare la finale a Chioggia, ma purtroppo ci sono state delle circostanze tali per cui assolutamente non si è potuta fare questa cosa. Signore e signori, il presidente Armido Tenama! Proprio lì. Quando è mancato lei? Com'era da vivo? Come sta andando? Il libro di Barbara D'Urso si intitola Se ci credi accade, ma se la dai accade prima. Buonasera dottore, vorrei molto gentilmente dei... Sei, zona centro, via Roma 86, scala B, terzo piano. Nonna? Ma come? Se la mamma mi ha detto che discende dalla Siria. Sì, ma la sua famiglia però. Perché la fa dura. C'è un bambino di 7 anni stitico, lì, che come cozzate. Va bene questo movimento, ma questo non ho capito. C'è il rinculo dei proiettili, che cos'è? Tanti auguri, buon anno, comandante! Intanto ti ringrazio di essere venuto qui con noi da Parma, perché c'è nata una bella amicizia, e vorrei che dicessi 2 parole. Grazie Giuseppe. La mission dell'Avis è quella di promuovere il dono del sangue, e cosa c'è di più bello che farlo ridendo? E quindi un grazie a tutti voi che mi avete invitato e buona serata. Grazie a te per essere venuto qui con Vieni punto nell'orgoglio e ti ergia punta con il bonzo. Devi fare quello che voglio, io comando, brutto stronzo. Quindi stiamo fare insieme Non tocca che mi sente tutta ansiolitica, diplomatica, perché investi in uno spettacolo comico. È un bel investimento, sapete, in questi momenti dove fica tutto il muso lungo e tutto incazzato, almeno cerchiamo di far ridere. Marco e Francesco hanno vinto il premio del pubblico. Bravi Marco e Francesco, adesso dovete scegliere. Bonjour, Giovanni, bonjour. Wow, ma che è sta cosa? La Francia. Terzo classificato, e quindi si porta a casa questa targa, questo libro e anche il libro delle ricette di Suor Germana, Massimo Pica! Secondo classificato, 7ª edizione di Riso fa buon sangue, è niente poco di meno che Luca Celante! Quindi il lavoro che le nostre Avis comunali, e qua voglio ricordare i 336 presidenti delle Avis comunali del Veneto, che sono un po' le staminali della nostra associazione, sono coloro che stanno nel territorio, che lavorano alacremente, in silenzio, senza chiedere mai niente, da buoni veneti, prontonando una giusta dose, ecco. E se questa sera siamo qua tutti assieme a celebrare così una serata serena, in allegria, sorridendo, e grazie, no, tu
non c'è. E grazie anche al lavoro di queste tantissime persone che non finirò mai, ma non dobbiamo, uso il plurale, non finiremo mai di ringraziare, quindi quando mi hai colto mi hai detto ma sei importante, no, sono uno di loro, benissimo, e tutti insieme possiamo raggiungere dei grandi obiettivi. Vince la 7ª edizione di Riso fa buon sangue. Marco e Francesco! Manca un po' il respiro, il riso fa buon sangue.